detto! Cosa faccio sta parlare? No, non stai parla proprio! No, non stai parla proprio! Va, meglio un mescaletto, un bello bicchiere di vino, state buono! Cristo, vai a preparare, sta arrivando l'onorevole! Jessica! Presto, presto! Nicolino! Buongiorno a quelli che votano per me. Buongiorno onorevole. Cari elettori, come va? Oh caro onorevole, io e i miei figli e anche mio marito siamo molto onoratissimi di averla in casa nostra. Oh, ma fatemi sedere. Voi potete pure stare in piedi. Come vuole lei, onorevole? E va bene, dai, visto che Mario è un amico, facciamo pure uno strappo alla regola. Sedetevi su, signora, questa qui lei. Grazie. Allora, vediamo un po' questa bella famigliola. Allora, lei è Jessica la piccola. Ciao, Jessica. Buongiorno. Senti, Jessica, ti piace la televisione? Sì, tanto proprio, guarda. E vorresti fare un film? Sì, è il sogno della mia vita. Bene. Allora, vieni sola al mio studio, così ne parliamo un po', anche per approfondire la conoscenza. Oh, grazie, onorevole, grazie tante. Prego. E io invece il primogenito Nicolino. Ciao, Nicolino. Piacere. E tu che fai? Da oggi niente. Come da oggi? No, fino a ieri lui non era civile. Ah, era selvaggio. No, militare, diceva. Ah, capisco. E vuoi un lavoro, vero Nicolino? Vieni al mio studio che te lo do io il lavoro. No, io il lavoro me lo do da solo. Nicolino, rispondi educatamente all'onorevole. Oh, ma tutti come la vedi? E poi non me l'hanno modestato se sedete alla luce. Vediamo di lei, signora. Lei è splendida. Lei è quasi ringiovanita. Oh, grazie, mi lusinga. Di niente. E tu, Mario? Ti vedo strano. Ma quanti anni hai? 51. Ah, te li porti bene però. Io te ne avrei dati al massimo 40. Il lavoro, ti distruggo per il lavoro. Per fare il circolo. Quindi lavori molto? Tanto. Ah, e in che ramo sei? Carte, di ogni tipo. Ah, quindi vuoi dire che sei nella burocrazia? Oh, gioco a carte, al tavolino del bar. E sempre? Sempre. Esclusore, il giorno di chiusura. Ah, però dovresti riposarti un po', eh? E a chi lo dico? Sto aspettando di arrivare a 65 anni per andare in pensione. E scusa, e i contributi chi li pensa? Sentite, il proprietario del bar, come mi considera un'attrazione per i suoi clienti, mi considero un suo dipendente. Ah, certo, è un lavoro davvero faticoso, eh? Comunque... Perciò Dicevi? vorrei che tu avessi un occhio di riguardo per quell'imminente nomina a presidente provinciale di Cipro. Va bene. Vedrò quello che posso fare, anche se devo essere sincero, passando attraverso il ramo dei circoli ti affaticheresti di meno, non credi? Poi credo di meritarlo quel posto, perché con il mio circolo stiamo promuovendo la cultura. Ah, quindi qualche mostra, qualche convegno di filosofia, qualcosa del genere? No, alta cultura, un torneo di 3-7 e il campionato intercomunale di pettegolezza. Allora meriti davvero il posto a cui aspiri. Adesso io posso fare qualcosa in nome della nostra amicizia. Sai com'è? La vita è fatta di conoscenze. Dico bene, signora? Certo, come disse il sommo poeta, fatti non fosse a vivere come bruti, ma a seguire virtute e conoscenza. No, signora. Intendevo dire conoscenza. Conoscenza nel senso di conoscere l'amico dell'amica, in questo senso. A proposito, vorrei conoscere un po' meglio questa casa, se mi permette. Onorevole, si accomodi, Mario, andiamo. Grazie.
no, Gigia! Gigia! Ma solo Gemella tieni! No, che voleva tutti dello stesso con loro! Cristallo mancava! Guarda che ci dai ubriacato stasera del spuncino di mazzata, capito? Stasera te la faccio! None! State tranquilla, deve! È sola, sai? State tranquilla. None, lo tieni? Sì. E perché sta capendo così torto? Dimmi perché. No. Sì. Dammi tempo. Ma ti do gusto, sai? Aspetta. Vedi. La pagina? Vede, no? Oh. Camera mise le scarpe all'ambienza, nella lista. E perché te le rimise all'Alberta? Che c'è un briaco. Ah, visto di che buono che ci imbriaco. Ferma! Come donne li vedi, le donne! Tante ferma, le donne li vedi! Oh! Dai, queste scarpe mi vanno così larghe, insomma. Sì, ti dolete al coi? No, sì. Vagnona, ieri toccami le scarpe, oi? No! Prima ti devi mettere i lacci, poi dopo te le lego. Quante indesabili in questa casa, oh! E poi, nonno, hai i piedi un po' gonfi. Non è che sei incinta, no? Che io vedovo solo, come incinto? No, ok. Allora, nella pressione alta o bassa? Questo non lo saccio, mo. Nonno, senti, devi stare proprio con Noi, quante indesabili in questa casa? Ecce, siamo di pure io, siamo benimo, siamo benimo, ci vuole, siamo benimo. Dimmi, no Jessica, dimmi, ma è arrivato l'onorevole? Sì, è arrivato, adesso è di là, sta visitando la casa. Papà, già sta, Meno male che l'avevo pulita uno specchio. Io vado a cucinare, sai? Sì, vai Gigi, vai. Davvero una bella casa, direi signora. Sobria nello stile e soprattutto tranquilla. Certo. No, davvero bella. E lo stile poi è particolare. Potete vedere, Diciamo abbiamo il semplice. giardino, è molto grande, c'è anche spazio. Avete Abbiamo visto? Ah!